Ha affidato il suo sfogo a Facebook la professoressa padovana minacciata di morte dal padre di una sua alunna. L'insegnante di materie umanistiche di un noto liceo della città ora ha paura e teme per la sua incolumità. Tiro fuori il coltello e faccio una strage, avrebbe gridato il genitore durante il colloquio avuto a scuola con la prof che lo informava dei cattivi rendimenti scolastici della figlia. Pochi minuti con quel padre di origine straniera e i toni si sono alzati. Il genitore, infuriato, ha perso le staffe lanciando le pesanti minacce. Pare che anche la madre della ragazza in passato abbia cercato di intimorire gli insegnanti, seppur con toni più tenui. Si sentono discriminati perché sono stranieri, ma in realtà sono persone perfettamente integrate, ha dichiarato la professoressa. Anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzana è intervenuta sul grave episodio. Gli insegnanti devono essere nelle condizioni di essere rispettati, ma se per primi sono i genitori a non dare questo insegnamento ai propri figli, io mi chiedo come un figlio possa accettare anche una valutazione negativa da parte di un docente che pur c'è. E poi la scuola farà certamente delle verifiche, perché se quello che l'insegnante ha detto è molto grave, e quel genitore dovrà rendere conto. L'insegnante ha chiesto alla scuola di denunciare l'autore delle minacce.